Devo ammettere che nella mia vita sta andando tutto bene, sta chiudendo in da terra mia, si dice in questi casi. Beh, quando le cose vanno bene in lingua napoletana ci sono espressioni veramente meravigliose. Voglio che vuoi Maria, trovo pavia, cioè le cose sono andate proprio nelle mani della persona che le desideravano, tarattato proprio a dove prureva, cioè ha risolto esattamente quel problema che avevi in quello specifico posto. Chi le aiuta un paradiso per scagna, cioè sì, in questo caso è stata una casualità, hai avuto una fortuna assolutamente imprevedibile. Tutto va bene, a nave cammina, a fava si cosce, tutto continua perfettamente per il suo verso. Chi le sta con cuore in do zucchero è un uomo felicissimo, come una graffa che si sta rotolando nello zucchero. Aiuto o caso in coppia di maccarone, oppure aiuto o maccarone rindo o caso, cioè proprio si sta scialando, insomma tutte le cose vanno per il verso giusto. A mise 4 vindano piatto, hai stata coscia e sei cuccata, insomma tutte le cose sono diventate facili e vanno per bene. Ma quando le cose cominciano a diventare difficili, quando le cose invece vanno nelle mani sbagliate, la lingua napoletana diventa ancora più geniale. Quando le cose vanno male, quando le cose non finiscono nelle giuste mani, in lingua napoletana abbiamo delle locuzioni fantastiche. Aiuta a finire la carta di musica in mano cicata, beh certo, oppure aiuta a finire la carta di musica in mano barbiere, sì, anche questo io sfruguro così il mio barbiere. Beh, in entrambi i casi naturalmente lo spartito, il pentagramma ha avuto una destinazione assolutamente sfavorevole. Aiuto calamare in mano carapara, ecco, in questo caso poi non si è mai capito se il calamare è il mollusco dalla grossa testa oppure è il calamaio. In entrambi i casi, mano caprare non saprebbe appunto cosa farsene, aiuta a finire la lanterna in mano cicata, aiuta a canna sotto i maccarona coppa. E questo è bellissimo perché quando, come devo dire, l'evoluzione della cosa non ha seguito una logica conseguenza, no? Come devo dire, si è cambiato completamente il mondo sta sotto in coppa, aiuta a canna sotto e maccarona coppa. Uno però di più, diciamo, divertenti, anche se un po' volgare, sulla destinazione sbagliata delle cose, aiuta a fornire a pucchiacca mani e creature, con decenza parlando. Sì, in questo caso la vulva nelle mani dei bambini, come devo dire, quando qualcosa di importante, di prezioso va a finire in mani inesperte, inadeguate, che non sanno apprezzarle, non sanno valutarle, non fatemi essere volgare. E chiudo con uno dei più belli quando le cose vanno appunto nelle mani sbagliate. O pataterna, roppana, a chi non dà niente. Scusate, ma Padre Eterno, dico io, a chi lo vai a dare sto pane? A me che tengo fame e ce l'ho i denti, oppure a chi non ce l'ha? O pataterna, la roppana, a chi non dà niente.